Indignazione e collera, i sentimenti di condanna da Venezia verso il conducente di questo motoscafo che sfreccia ad alta velocità incurante dei danni creati alle tante imbarcazioni ormeggiate. Il video, risalente a più di 2 settimane fa, girato da alcuni turisti a bordo del natante, condotto, sembra, da un giovane tassista, ma il condizionale è d'obbligo, perché al momento non vi è alcuna certezza né sull'identità del conducente né sul modello del motoscafo. Se alla guida c'era un tassista deve pagare con una punizione esemplare e quanto chiedono i presidenti dei taxi acquei, pronti anche ad un'eventuale denuncia all'autorità competente. Perché noi ci dissociamo da certa gente che crea questi problemi. Perché questo è una cosa, era un po' una cosa indegna che non ci stava, ecco, tutto lì. E quindi che prendano i sopravvivimenti quando sarà. Chi guida in questo modo dimostra di non possedere etica, amor proprio, né amore e rispetto per Venezia e per le persone a bordo. Il conducente, con le sanzioni relative al codice della strada e marittime, rischia anche il ritiro dei documenti per l'attività lavorativa, così i tassisti veneziani. È una condotta non idonea perché si riesce a capire bene che la velocità non è quella regolare, insomma, anzi 2 o 3 volte il doppio. Vogliono sapere chi fosse alla guida, chiedono per questo a Cafarsetti di intervenire visionando le telecamere private delle attività commerciali dell'area interessata, in particolare quelle della banca e in prossimità dell'imbarcadero CTV. E volendo potrebbe risalire alla barca in questione. Infine la condanna per i ragazzini ripresi nel weekend scorso a correre oltre 40 km orari su un barchino a Venezia lungo Rio Nuovo ai Tre Ponti, rischiando anche la vita. Qua nebbia, ma sembra un questo qua. E per niente abbiamo avuto un incidente anni fa che sono morti 2 pescatori di cui erano un collega per colpa di un barchino che erano di notte che pescavano e li ha affondati.